Manca pochissimo! Incredibile! Quello di Capa a un passo dalla linea, a un passo e finisce per il pareggio, quindi finisce al Franchetti, Città di Mestre 7, Porto San Gioco 7. 1, 2, 3! Messi! 1, 2, 3! Messi! 1, 2, 3! Messi! È l'essenza del futsal quello che abbiamo visto oggi, partita strepitosa da Cardiopalma. Sì, partita strepitosa, loro sono stati molto bravi perché hanno messo la partita su un piano che era più congeniale a loro e non ci hanno permesso di giocare come siamo abituati a giocare noi di solito e quindi ci hanno un po' tarpato le ali con questo portiere di movimento che rallenta un po' i ritmi e loro avevano grande qualità e l'hanno fatto molto bene, ci hanno messo molto in difficoltà. Tra l'altro hanno fatto dei gol anche di pregevole fattura. Noi a un certo punto l'avevamo ripresa, eravamo tornati in vantaggio, io personalmente pensavo che a quel punto lì riuscissimo a gestirla meglio, invece sono stati bravi loro a rigirarla di nuovo, quindi dobbiamo dare atto anche all'avversario che ha fatto una grandissima partita. Quindi vabbè, prendiamo per buono comunque il risultato che comunque ci tiene lì sempre avanti e faremo tesoro anche degli errori fatti perché oggi ne abbiamo commessi più di altre partite, per cui serve sicuramente per crescere e pensiamo già alla prossima. Adesso ci recuperiamo perché è stata una faticaccia oggi veramente, al di là delle pause con le luci che oggi hanno fatto un po' le bizze. Però va bene, dai, portiamo a casa il risultato lo stesso, peccati 2 pali a 2 secondi dalla fine che insomma potevamo portare a casa la vittoria lo stesso, peccato, però vabbè, ci sta, dai. Comunque mi pare che il morale dei ragazzi sia intoccato, cioè hanno fatto festa come fosse una vittoria perché alla fine in qualche modo lo è, una rimonta pazzesca, partita veramente che pensavi di avere in saccoccia, poi di aver perso. Certo, poi non dimentichiamoci che è sempre una partita di calcio, quindi è giusto anche alla fine gioire anche se non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, c'è stato tanto impegno, tanta determinazione, tanta voglia comunque di far bene e il pubblico si è divertito, che è una cosa importante e quindi va bene così, ripeto, facciamo tesoro e prepariamoci per le prossime. È stata una partita bellissima, molte emozioni, peccato per i 2 pali. Allora, peccato sì, però se devo dire il risultato giusto perché loro hanno giocato la loro partita, hanno fatto un quinto uomo di movimento molto bene, ci hanno proprio messo in difficoltà, è la prima volta in questo campionato che vedo una squadra che il quinto uomo ci mette in difficoltà. C'è la recriminazione dei 2 pali alla fine, però fino a 2 minuti alla fine perdevamo di due gol, sono stati bravissimi ragazzi a crederci, non buttarsi giù e spero che sia questa una costante della nostra squadra che anche in momenti di difficoltà possono reagire e portare a casa almeno un punto. Insomma. Contento insomma di questo percorso? Sì, sono contento perché è una dimostrazione di carattere, siamo andati sotto ma io veramente ho vista chiusa la partita anche perché loro comunque quel quinto uomo lo facevano benissimo, ho detto anche nel caso potessimo fare il gol di andare sotto di 1 molto probabilmente ci avrebbero messo in difficoltà di nuovo. Poi loro hanno avuto quell'espulsione che un po' colpa loro ovviamente, ma ci ha dato forse quella linfa vitale per portare a casa il punto almeno il pareggio. La musica si alza, viva il futsal che ci dà emozioni immense! E viva, buona domenica a tutti!